the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's an oath. Buonasera e benvenuti a Bianconero XXL, ma che dico XXL mondiale, oserei dire, vero Massimo Radina? Buonasera e ben trovato. Ciao Francesca, buonasera a tutti. Con questo calcio in letargo, ma con un calcio per quanto riguarda poi la Serie A, ma ovviamente con uno sguardo sui mondiali che faremo assieme, con tanti spunti che ci possono arrivare relativamente ai giovani, relativamente a chi i mondiali li ha vissuti, friulani o gente passata da Udine. Insomma, avremo tante interviste, avremo le opinioni in studio di mister Massimo Giacomini. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera a tutti. E qua la seconda poltrona, per forza di cose, questa sera è stata ceduta perché era tutto molto bello. Bruno Pizzul, buonasera, ben trovato. Buonasera, a proposito di taglia XL io ci sono. Ah, no, qua te la giochi, qua te la giochi. Buonasera Davide Micali, ciao Davide. No, il maestro è stato generoso, per me è una tripla XL. E però come noti Ubi Maior ho ceduto la mia poltrona, cioè io non abbandonerei mai il mio posto alla destra di mister Giacomini, no, perché per me è un onore, ma davanti a Bruno Pizzul. Capirai. Allora, la frase storica. Grazie dell'accoglienza affettuosa. Andiamo avanti, andiamo, dai. Bonde comedis. Già il titolo è un omaggio a Bruno, insomma era tutto molto bello, ma al di là che era la sua frase, sarebbe da chiederci se è ancora tutto molto bello. E parto questa sera da Bruno. Perché bisogna chiederci, è bello un mondiale senza l'Italia? Difficilmente. Guarda, indipendentemente dal fatto che senza l'Italia è ancora più brutto, ma credo di poter dire che indipendentemente dalla nostra assenza, tutte quelle che erano le perplessità, i dubbi, i timori che la manifestazione si svolgesse in condizioni ambientali oltre che temporali discutibili, stanno prendendo piede perché effettivamente, almeno a giudicare da queste prime partite, lo spettacolo è carente e la situazione di nervosismo generale è abbastanza evidente, con degenerazioni anche di carattere interpretativo che naturalmente sono inevitabili in un contesto come quello lì. Subito un'opinione importante su questo mondiale che fa discutere, Francesca. Quindi un mondiale che non ti piace, Bruno? Cioè non sei d'accordo con questa scelta? No, non ero mai stato d'accordo perché si contravviene a quella che era una tradizione collaudata del calcio internazionale, per cui i mondiali si facevano a tempo debito, quando c'era la pausa estiva in genere, e poi soprattutto c'era una presenza di nazionali qualificate. Adesso c'è un troppo pattume dentro, no? Di squadre che non dovrebbero nemmeno essere prese in considerazione e tutto il resto. E per di più, sai, c'è questa situazione che non può non suscitare perplessità sul piano del mancato rispetto dei diritti umani, della strage di lavoratori che c'è stata per la costruzione di questi stadi, la posizione magari in Qatar abbastanza recuperata, ma da altre parti molto molto difficile in cui versano le donne, e di nazionali che hanno già fatto la loro comparsa lì, e tutto questo lascia inevitabili perplessità e ci rende ancora meno piacevole questo periodo di stasi della nostra nazionale. C'è tanta gente, tanti appassionati che proprio l'hanno dichiarato. Non guardo il mondiale e tanti motivi derivano da questo. Ma sentiamo allora anche mister Giacomini e Davide Micalic. Cioè io sinceramente non lo vedo, se non così sbagliando canale, perché non mi interessa. Le partite come livello tecnico, eccetera, io ho visto qualcosa, 10 minuti, insomma... Sì, addirittura imbarazzante. Sì, imbarazzante. 6-2 ad un mondiale. Imbarazzante. E dopo questo discorso dei diritti negati, e di queste... ma poi Infantino che fa... Ma chi è sto Infantino?
che poi dice sono arabo, sono gliel'ha omosessuale. spiegato chi ha dato tante declinazioni. Esatto, sono arabo, sono... Sì. Non vi ha convinto, insomma, con quel discorso? Sì, ma è una persona che non ama il calcio perché non sa niente di calcio, e ama il denaro, e quindi viene usato a fare queste cose. Dopodiché volevano mettersi la strisciolina sul braccio, e se l'avessero fatto gli davano un giallo. Al capitano? Sì, capitano, nel senso che infatti poi molti... non durante la partita, aveva questo, prima, il capitano non poteva giocare perché, hai capito, gli davano il cartellino giallo. Dico, cose incredibili, no? Nel senso, poi questo con questa faccia tosta che dice queste cose, no? Quando alcune riprese che con difficoltà sono riuscite a fare dalla RAI, quando erano lì che gli mettevano le maglie agli afghani, lì, a questi disgraziati, per riuscire a dare un per far senso, vedere che no, c'è tanta gente, certo. tutti con le magliette nuove, no? Bocciatura anche per mister Massimo Un Giacomini. disastro. Davide Micalic. Ma per me sarà la più brutta mondiale della storia. È una roba inguardabile, io non sapevo neanche fosse iniziato. Io calcio lo adoro, vedrei sempre solo calcio. Poi vabbè, magari siamo un po' romantici, io ricordo tutte le telecronache del maestro, ma purtroppo... Buono, frena, dai. No, però questo non è calcio, a parte che il mondiale lo giocherei sempre in Europa, le più belle edizioni le abbiamo fatte in Europa. Forse anche perché dove c'è più cultura calcistica. C'è più cultura, c'è più tradizione, C'è senso, certo, del gioco, sì. Poi abbiamo vinto anche le medaglie d'argento fra Messico e America, noi, no? USA. Insomma, però non era la stessa cosa, dai. Cioè, abbiamo fatto la finale a Pasadena, nessuno se lo ricorda. Beh, se non c'era il Qatar c'era l'America in questo mondiale era qua. meno peggio. L'Argentina di Vileda, attenzione. È vero. C'è stata l'Argentina. Ha vinto l'Argentina. Sì, è vero. Scandali anche quella volta. È vero. Però qua siamo oltre ogni limite, secondo me. Diciamo, non sono mancate le polemiche nell'era Avelange, non sono mancate, adesso parliamo di Infantino, ma questo è il mondiale figlio di Blatter e della doppia designazione. Basta ricordare la genesi che ha avuto questo mondiale, il modo in cui sono arrivato. Le vagonate di petrodollari che viaggiavano. Sono anche convinta. La preparazione, ha avuto una settimana i giocatori, cioè è una roba troppo anomala. Dai. È vero, tutto difatti, anomalo. L'incidenza degli infortuni deriva anche da questo modo, no, di concepire i calendari, che ha determinato un appesantimento e un ravvicinamento di impegni molto più concentrato, che inevitabilmente insomma, porta a conseguenze. Certo. Dicevo che sicuramente però se ci fosse stata l'Italia l'avremmo vissuto ovviamente in un'altra maniera. Italia che invece anche ieri non ci ha sicuramente fatto divertire, ci ha dato a noi in particolare qualche motivo di spunto, e perché si giocava contro la nazionale di Reia nella gara contro l'Albania, e perché c'è stato spazio per il talentino, gioiellino bianconero Pafundi. È ovvio che insomma qui a Udine in particolare non si è parlato d'altro, anche perché oltre alla giovanissima età c'è anche proprio l'esperienza in prima squadra di questo calciatore che di fatto non c'è, insomma, c'è un calciatore che viene catapultato dalla primavera alla nazionale. È uno spot? Ve la faccio polemica, è uno spot o è un esordio che vi convince? Ma no, per me è un segnale che Mancini ha voluto dare un po' a tutti di prestare maggiore attenzione a quelle che sono le qualità dei giovani e di non continuare a definirli giovani quando hanno 22-23 anni, no? Quindi bisogna cominciare ad utilizzarli in ambito di squadre di club fin da quando sono molto più giovani. È chiaro che adesso al ragazzo è piombato addosso questo maremoto, no, di attenzioni mediatiche che potrebbero in qualche modo anche costituire per lui un motivo di pressione particolare. Ma mi pare di poter dire, per quel po' che di lui ho sentito dire, perché io non l'ho conosciuto personalmente, che il ragazzo è molto coi piedi piantati per terra, la famiglia ugualmente non ha sentito i molti che sono andati a cercare di catturarne l'attenzione e via dicendo. E inevitabilmente adesso di lui si parla molto.
lo scampolo di partita, che è meno di uno scampolo, quei 3-4 minuti che ha giocato, però hanno dimostrato che anche i compagni credono in lui, perché e lui stesso ha la personalità di chiamare. Lui ha una singolare capacità di farsi trovare smarcato sempre. Che questa ha toccato 4 volte 4 in 4 palle, minuti. ma tutte in 4 minuti, no? E toccate bene tutte le cose. Però è chiaro che questo apre una discussione. Mancini che lancia questo segnale. Ma il segnale è che lui ce l'ha contro le società che sono piene di giocatori stranieri, e invece nel giovanili ci sono ancora da andare a pescare dei giovani italiani per la nazionale. Quindi è un messaggio che Mancini lancia. Non vuol baruffare con nessuno lui, però questo è il suo messaggio. Anch'io la leggo così. Ma non a caso pensa che è andato a cercare in passato e tuttora giovani italiani che giocano all'estero, che sono stati mandati liquidati. Però non è piaciuto a tutti questa scelta, lo dicevo la scorsa settimana. Cioè, qualcuno dice perché non gioca con i club, è un primavera, che senso ha? Non che tutti futuro... giovani, cioè c'è gente meno, insomma, giovane come Pafundi, un po' di meno, con più esperienza in prima squadra, che non ha giocato così presto in nazionale, adesso così. È un po' rischioso, però se non se la prende un CT, si può credere che questo CT abbia anche una visione su questo giocatore. Ha provato a fare un'operazione simile a quella fatta con Zaniolo. No, l'ho intravisto. Il discorso è diverso, perché lui tecnicamente è preparatissimo, fisicamente ancora è in via di maturazione, è da pensare, no? Zaniolo è forte anche fisicamente, no? Lui dà l'impressione di essere un po' gracilino ancora, ma evidentemente è solo un'impressione, perché quando gioca poi si vede... Ma Zaniolo lo lanciò anche lui, no? Quando era ancora sconosciuto a tutti, che poi Di Francesco lo mise in campo anche al Bernabeu, il Champions, aveva forse aveva 17 anni anche Zaniolo. Però le prime partite nessuno aveva mai sentito parlare. Quindi sicuramente il giocatore è fortissimo in prospettiva. Ieri anch'io ho visto un pezzo del club di Caressa, in cui hanno sollevato tutti quanti molte polemiche, e credo che fossero tutti d'accordo sul dire che è stato un azzardo mettere un ragazzo che la nazionale va conquistata, ed è un premio, e non è sbagliato. Fermo restato che Mancini è una persona, un grande attore, grande carisma, però la nazionale è un traguardo, non è che puoi mettere lì per fare una provocazione al movimento. Uno per arrivare in nazionale deve dimostrare sul campo di meritare la maglia azzurra, e da questo punto di vista è difficile dargli contro. Uno che se l'è conquistata, che ci ha parlato, poi sentiremo tutta la sua intervista, anche di cosa significhi arrivare alla maglia azzurra, vestirla poi in un mondiale. Gigi De Agostini, lui però è assolutamente felice di questo esordio di Pafundi, allora lo sentiamo e poi andiamo in pubblicità. De Agostini su Pafundi. Intanto credo che quei 4 minuti lui se li ricorderà tutta la vita, perché insomma la maglia azzurra è una cosa particolare. Poi io credo che comunque, anche se non ha giocato a livello di Serie A nella sua squadra di appartenenza, magari può essere seguito sia nella primavera ma anche nell'Under 17, mi sembra che giochi. Quindi il CT della nazionale, che tra l'altro è uno che ha esordito in Serie A molto giovane, perché mi ricordo che Mancini ha esordito, se non sbaglio, a 16-17 anni, quindi può essere che veda in lui magari qualcosa che aveva già in se stesso, hai capito? Quindi è un bene comunque per il calcio italiano, finalmente, che qualcuno si interessi anche dei nostri giovani. Allora intanto vi aggiorno, visto che siete in tensione, gli Stati Uniti stanno vincendo contro il Galles 1-0, così aggiorniamo che sono le partite che si stanno disputando, però adesso facciamo un gioco di quelli tanto cari a Massimo Radi, innanzitutto ringraziando Paolo Matrecano, che ovviamente abbiamo assoldato in quanto mago del pronostico, per disegnarci quelle che sono le squadre che secondo lui arriveranno agli ottavi, quindi prima e seconda di ogni girone, accoppiate secondo il tabellone. Partendo da questo, noi questa sera arriviamo con questi fior di ospiti alla finale. Allora, subito via perché partiamo con gli ottavi. Olanda-Galles, mister, chi passa? Olanda. Argentina-Danimarca? Argentina. Vai. Argentina-Danimarca. Davide, Germania-Croazia? Germania. Oh, non sono messe contestazioni, dovete farlo insieme, per cui Brasile-Uruguay? Brasile. Inghilterra-Senegal? Inghilterra. Siete abbastanza... Francia-Polonia?
Non c'è Benzema. Quello sì, è una Rischiati una... Sì, Francia, dai. Una sorpresa non la mette? Non c'è una sorpresa, mi aveva messo dei punti di domanda comunque in questi, c'erano solo 2 punti di domanda in questa Italica disegnato. Chissà che non ci sia qualche sorpresa nella composizione. Certo, quello sì, ma insomma noi gli abbiamo fatto fare intanto questo lavoro. Sì. Lui ce l'aveva per esempio Galles-Stati Uniti, era un punto di domanda che aveva lui. Belgio-Spagna, chi passa? Belgio. Belgio? Belgio? Belgio. Siete d'accordo? Sottoscrivete il rischio del il Belgio mi piace da matti, però bene. Chissà perché poi... Dico anch'io Belgio, guarda. Va bene. Portogallo-Serbia, Davide? Serbia. Direi, anche per me è Serbia. Anche se il Portogallo è più forte. Il Portogallo è più forte, no? Però hanno il problema di Ronaldo. Una per Portogallo e Spagna non può non passare, dai. Tutte e due le mandate fuori così. Fuori, via. Portogallo e Spagna, tutte e due via. Fuori. Occhio all'America, che forse per la prima volta è una squadra onesta per il mondiale. Quindi tu non sei d'accordissimo con quello che ha fatto Paolo, insomma, che però mi metteva, ti dico la verità, mi metteva quel punto di domanda, anzi... appunto. Guarda, vado a consultare, perché insomma non è facile neanche poi andare a beccare quelle che passeranno. Un altro dubbio che Paolo aveva era Serbia-Svizzera, lui lì anche aveva questo dubbio. Comunque, tant'è. L'Argentina l'avete messa, credo che fossero in trepidazione a Rosario, dove ci sono anche Incias dell'Udinese nella città che li ha portati a intitolare ovviamente questo Udinese Club a Nestor Sensini, non poteva essere altrimenti. Ciao Marcos Di Salvo e ciao agli altri tifosi che sono con lui. Ciao Mandy. Ciao. Marcos, dopo torniamo anche da voi, ma intanto un flash perché siete pronti, poi parleremo anche di Udinese. Se ci aspettate ancora 10 minuti poi torniamo per parlare di Udinese. Però adesso sui mondiali, ovviamente, insomma, voi tutti siete di origine, non tuttissimi, ma di origine friulana e quindi italiana. Senza Italia, chiaramente avete l'Argentina a cui guardare con l'esordio domani alle 11 ora italiana. Come andrà l'Argentina in questo mondiale? Aspettiamo bene, diciamo che l'illusione è tanta perché la squadra sta facendo bene, negli ultimi mondiali non abbiamo fatto una bella figura e adesso invece dopo aver vinto la Coppa America c'è veramente tante aspettative. Poi i mondiali si sa che sono un po' speciali, può succedere di tutto, però l'illusione c'è. Allora, mi è arrivato un messaggio guardando il programma e supportando i tifosi dell'Udinese da Rosario, dalla Iowa, negli Stati Uniti. Juani Di Salvo, mi sa che conosci. Mio fratello, certo. Senti, dimmi come nasce questo Udinese Club Nestor Sensini a Rosario? Nasce nel 2017, bene, praticamente siamo un po' persone di diversi focolars, associazione dell'emigrazione friulana, però alcuni ad esempio con Adel che è qui ci siamo trovati per strada per caso. Io stavo camminando con una maglietta dell'Udinese e lui mi ha detto no, tu sei un tifoso dell'Udinese, anche così ha trovato Ramiro qui, quindi lui è un po', diciamo, quello che scopre i tifosi dell'Udinese in giro per la città. Sì, che poi tu, certo Marcos, però mi dicevi, non è che insomma, è un'ascendenza abbastanza lontana che ti porta in Friuli. Sì, certo, c'è un po' di tutto. Nel mio caso, ad esempio, il mio bisnonno, che era di Castione di Strada, qua Gabriel. Il mio padre è nato a Beano, Codroico, Missau. Il mio bisnonno è Cormons. Ciao. Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Adel. Come cognome? Il cognome del Carletti. nonno. Come? Il cognome del nonno. Carletti. Aspetta che non possiamo sovrapporci. Il mio cognome è Carletti. Carletti? Carletti, era il cognome? Ok, perfetto, bene, abbiamo fatto la carambata. Dopo torniamo da voi che parliamo anche di Udinese. Ci aspettate ancora un po'? Potete stare in nostra compagnia? Sì? Che vadano a Rosario. Beh, avranno qualcosa da fare, no?
Va bene. Voglio farvi rispondere intanto a questa domanda. Farlo giocare o percorso lento? Perché sono chiamati a rispondere i tifosi da casa, così ci rilacciamo a Farlo giocare dove? Perché adesso la palla passa all'Udinese. Cambia qualcosa dopo il suo impiego in nazionale, mister? Ma potrà entrare a partita nel secondo tempo, giocare un quarto d'ora, 20 minuti. Qualcosina intanto, si potrebbe iniziare, per forza, insomma. Okay. A piccole dosi nella parte finale delle partite, così come è stato fatto parzialmente finora. Davide? Credo verso fine stagione. Sì, eh? Secondo me adesso è troppo presto ancora. Il ragazzo può darsi col caldo poi. Col caldo, sì. Il ragazzo giovane, secondo me Sottilla, ha già dimostrato con Samardzic di essere uno molto bravo a gestire i giovani. Però tenerlo, se è un ragazzo ancora però. Sì, però tenerlo in una primavera dove la fa da padrone non va, è chiaro che devi avere un occhio di riguardo per cominciare almeno a fargli capire che c'è una prospettiva prima squadra, altrimenti anche perché è un grande patrimonio dell'Udinese questo ragazzo. Adesso soprattutto, insomma. Sì. Di giovani, di mondiali, di assenza dell'Italia, abbiamo parlato con uno dei due che con la maglia dell'Udinese praticamente si sono giocati i mondiali, poi sì con la maglia azzurra, ma come squadra di club con l'Udinese, cioè si sono giocati, hanno vinto i mondiali. Uno è Causio, l'altro sempre con lo stesso numero, è stato Vincenzo Iaquinta, allora l'abbiamo sentito. Bisogna guardare avanti e credere in più nei giovani italiani, perché secondo me ce ne sono parecchi forti. In Italia penso che ci sia sul giovane troppa pressione, no? Mettiamo un giovane, fa una partita e sbaglia, la settimana dopo lo tieni in panchina, invece bisogna dargli più fiducia, farli crescere. L'Udinese è sempre stata, diciamo, una società che ha fatto giocare molti giovani, dove poi sono esplosi. Mi ci metto anch'io, perché io sono arrivato a 20 anni a Udine e mi hanno fatto crescere, ho fatto 7 anni meravigliosi, anche se i primi anni ho un po' sofferto, però piano piano con il lavoro e con la dedizione sono riuscito a esprimere il massimo delle mie potenzialità. Sono tante emozioni che ho vissuto a quel mondiale, ma soprattutto quando sono riuscito a far gol. È stata una sensazione indescrivibile, ecco. Per me è stata veramente una soddisfazione vincerlo poi, cioè, giocando con una squadra provinciale. Credo che è stato il massimo, sai, perché di solito un giocatore va al mondiale se gioca nel Milan, nella Juventus, nell'Inter. Invece per me è stata una doppia soddisfazione perché giocavo, diciamo, in una provinciale, che poi all'epoca, poi una provinciale, siamo andati anche in Champions League e per me aver giocato la Champions League a Udine è stata una grandissima soddisfazione, ecco. Sì, insomma, era una provinciale di alto livello, di lusso, quell'Udinese con Iaquinta. Resta questo discorso che si dice, ci sono i giovani per far ripartire l'Italia. Quante volte l'hai sentita questa storia, Bruno? Troppe volte perché non sia vera. E ora bisogna però assolutamente ripartire. Ma ci sarà un motivo, no? Se non sfondano, se non crescono, se non vengono fuori. Qualcuno non ama il calcio, no? Ma ama il denaro. Ama il denaro e... Ma è così, no? E non se ne esce da questa verità. Ma c'è qualcosa, va ricreato secondo me, quello spirito gioioso di amore e di partecipazione per lo sport, per quello che fai, a livello giovanile. I ragazzi devono soprattutto divertirsi, che non vuol dire non fare fatica, vuol dire essere innamorati di quello che fai e cercare di farlo con il massimo della dedizione. Posso aggiungere una riflessione, Bruno? Questa è una parte che va all'intero movimento e che prende proprio la base e l'anima, il cuore del movimento. Poi c'è una riflessione che si lega a quel segnale che vuole lanciare Mancini, ovvero i grandi club devono cominciare a pensare che i nostri giovani sono giovani pronti come può essere pronto uno straniero, altrimenti se non giocano nei grandi club e non ritroviamo tradizione sui grandi club, come può crescere? Ma se non li fai crescere, come fai? Se tu, quando sono ragazzini di 8-10 anni, cominci già a voler costruire la squadra anziché il singolo giocatore, dove vai?
Io tante volte mi sono fermato a vedere la preparazione delle cose, le poche volte che gli danno il pallone e gli fanno fare la partitina, ogni 3 secondi fischiano, no, non devi trattenerla, devi passarla prima, devi fare la sovrapposizione. Non si lascia spazio, vai all'estero, insomma. Io qua all'estero mi piaceva andare a vedere l'Ajax, quelli lì, gli danno il pallone e giocano 20 minuti, mezz'ora, facendo ognuno quello che vuole. Alla fine poi gli dicono e curano enormemente la preparazione, no? Il muro, il pallone, destro, sinistro, andare. Adesso non si vedono più quelle cose lì. Abbiamo la seconda parte del nostro gioco, poi riprendiamo tutti questi discorsi che stavamo facendo e quindi andiamo avanti quindi dagli ottavi e vediamo chi passa. Dai, lanciatevi nelle risposte, io non vi do ordine, chi vuole si lanci. Attenzione Rosario, perché adesso facciamo il pronostico su Olanda-Argentina. Chi passa? Argentina, dai. Argentina? Sì. Argentina. Bruno, abbiamo tre sì? Argentina. Argentina? Ok, bene, è andata. L'Olanda Germania? non fa paura a nessuno, l'Olanda, attenzione. Ma no, perché sono inaffidabili loro. Germania-Brasile. Dai, deve passare il Brasile, dai, così Argentina-Brasile ci divertiamo. Sì, questo così è vero. guardiamo almeno qualche partita. Aggiudichiamo no? Brasile? Magari Vai allora. Germania. Tu dicevi Germania? Dico Qua bisogna fare un Germania, voto dalla quale dirime il mister, che mi pare avesse detto Brasile. Brasile, sì. E allora tocca mettere Brasile. Dobbiamo andare per maggioranza. Inghilterra-Francia. Inghilterra. Bruno? Francia io. Ah, adesso sei tu di rimente. Anch'io dico Francia. Niente, Francia allora. E poi l'ultimo, Belgio-Serbia. Belgio, no? Mister è De Bruyne, ma giocatori, il Belgio. Sì, no, certo. Hanno giocatori. Bisogna vedere se Lukaku sta in piedi, mister, però. Ma non serve neanche tanto. Bruno, sì. sottoscrivi? Sì, a me io sarei contento se andasse avanti la Serbia, perché sono gente di carattere, anche se pericolosissimi, però. Sì, però anche è vero che poi bello, insomma sì. nell'appuntamento poi con la storia, insomma, molto spesso non è andato. Pubblicità e poi torniamo con l'intervista a Gigi D'Agostini, con le semifinali, ancora con Rosario, ancora con Iaquinta che ci parla anche dell'Udinese di oggi. A tra poco. Siamo tornati, entriamo anche un po' in tema Marcord. Sì. Dai, adesso al di là del successo, qual è il mondiale a cui siete più affezionati? Loro mi diranno sicuramente 82, io non l'ho vissuto, ma mister, il mondiale a cui è più affezionato? Che si ricorda... quello lì dell'82, no? Qual è il tuo mondiale a cui sei più affezionato? E credo quello dell'Argentina. Quello? Sì. Ah, sì? Anche se quello in cui mi sono divertito di più È stato? è stato, che non era non era mondiale, era un europeo, ma dove non partecipava l'Italia. 92? Quando ha vinto la Danimarca. Ok. Non c'era l'Italia. Sì. No, Svezia e Danimarca. Il tuo mondiale del cuore? Ma insomma, Sì, 82. Però l'82. 78 è stato bellissimo, però erano anni difficili. 78 era la migliore nazionale, no? L'Italia ha giocato da Dio. Però il paese viveva momenti... Poi era freddo, era inverno, no? Sì. Là in Argentina. La Spagna rimane il top dei top, dai. Però tipo il 2006 dovrebbe essere il nostro, bello. No? Però io quando sento però Bennato e la Nannini mi vengono i pics. I mondiali. Quello lì... Quella era una cerimonia di inaugurazione a San Siro con Bennato e la Nannini, Ma no? Era San Siro, quello no? ti dico. Altro che Vabbè, andiamo al mondiale del Casper in 90 Qatar. allora? Sì, andiamo. Dai, quello sentiamo sì, un po', cantiamo un po' notti magiche con Gigi D'Agostini. Ma hai visto la mascotte del Qatar? Ma dai, su. Never ever fall for a party that's an oath. Arrivare a giocare il mondiale da friulano, insomma, e arrivare a vestire la maglia azzurra in un mondiale giocato in Italia credo che sia stato il massimo, insomma, la massima cosa che mi potesse capitare. È stato un mese fantastico, il ricordo più bello è lo Stadio Olimpico. Lo Stadio Olimpico di Roma che è pieno di tricolori,
e l'affetto che ci ha riservato la gente prima e dopo le partite. E vincere 6 partite su 7 ad arrivare terzi non credo sia capitato a molti, subendo un gol solo in 6 partite, insomma, perdendo solo ai rigori. Purtroppo nel calcio non sempre magari chi merita almeno di arrivare in finale poi riesce a farlo. Ti ricordi ancora il momento di inizio del tuo mondiale? Sì, quando sono entrato la prima partita al posto di Ancelotti, in pratica contro l'Austria. Come ti sentivi? Carico. Il mondiale che tu ti ricordi da bambino? Quello del 70, perché mi alzavo al mattino alle 2 alle 3 per vedere le partite, perché era Messico 70 in pratica, e poi via via tutto il resto. Poi devo dire che nel 78 sono andato in Argentina a trovare i parenti e a vedere il mondiale, e nell'82 ho visto la prima fase, perché ho portato quella che sarebbe poi diventata mia moglie, l'ho portata in vacanza. Gli ho detto, vieni, ti porto in vacanza, gli ho detto, l'ho portata a Vigo e La Corugna a vedere i mondiali di Spagna. Senti, abbiamo in studio The Voice, Bruno Pizzul, vuoi salutarlo? È stato il telecronista di del mio periodo in nazionale, tra l'altro si viaggiava anche assieme con i voli charter, no? Giornalisti e giocatori, e quindi si parlava rigorosamente in friulano con lui, con Zoff, con Bearzot, insomma, ed era piacevole, perché insomma avere un po' di terra nostra in giro per il mondo, insomma, è sempre molto bello. Che dolore però, eh? Bravo lui. bravo lui. Però lui dice non sempre va come meriti, no? Ma lì pensa, c'è stata una componente di circostanze fortuite che ha determinato un risultato finale che non è giusto, no? Perché l'Argentina non avrebbe mai dovuto arrivare lì. Guarda che ci sentono, eh. Sì, ma l'Argentina allora ha perso la prima partita inaugurale, è passato un altro turno con gol di mano del Magola, e poi lì la finale, sì, quella partita di Napoli ha meritato di vincerla, ma non doveva mai arrivare fino lì, e soprattutto se l'Argentina avesse fatto prima quello che doveva fare, cioè senza rischiare di farsi eliminare, non avrebbe mai giocato quella partita lì a Napoli. E se non si giocava Italia-Argentina a Napoli, stai tranquilla che passava l'Italia. Vabbè, sì, certo. Ma vedevo che ve la ridevate lì, poi Marco, tu credo che sia giovane, molto giovane, ma il signore è originario di Mizzao, originario di Codroipo. Ma lei per chi tifava in quella partita, il Mondiali del 90? E io sono stato in Italia, ho conosciuto il Friuli nell'anno 90 propriamente, okay. E sono andato nella finale, sono stato all'Olimpico di Roma. Ma dai. E veramente per me, e mi ricordo che al Friuli si sono giocate 3 partite dell'Spagna, il Belgio e non mi ricordo poi che quell'altra squadra, e Corea credo, ma non ho potuto vedere nessuna. Io soltanto vorrei dire che ho conosciuto lo stadio Friuli e grazie a un amico, un friulano, Doc, propriamente che era mi ricordo il nome adesso, che mi ha portato Peppe Surco, un friulano che mi ha portato allo stadio Friuli, e mi ha lasciato la maglia di Birov, perché quella è stata l'Udinese che mi ha toccato il cuore a me propriamente. Cioè, hai visto che giro del mondo che facciamo? Siamo qui tutti insieme, veramente la maglia di Birov lì dietro, guarda che spettacolo. Dopo parliamo anche originale. Ovviamente capocannoniere nel 97, la squadra di Saccheroni, e quella mi ha convinto. Saccheroni. Sì, convinceva abbastanza. Si dobbiamo parlare anche di Udinese. Ma sì, a me vengono le domande a Marco Odme, la più grande delusione, visto che eravamo in tema delusioni, però se era fatta la più grande delusione legata ai mondiali, qual è stata? E forse quella lì è l'Italia 90. Quella lì? Più di Stati Uniti? Sì, anche perché Stati Uniti
se avessimo vinto sarebbe stata festa grande, ma non meritavamo. Ok, lì dici invece in casa è tutto il percorso, anche per Ah, te. vero, dai. Quella è la delusione? Sì, anche perché era fortissima quella squadra, aveva vinto gli europei Under 21 con Vicini, era un blocco fortissimo che si era portato dietro lui, quindi era una squadra fatta costruita con un progetto. Sì, il progetto, lo spirito giusto. Vicini li aveva plasmati e poi è stati lì per vincere e poi insomma... Io ne avrei due però. Una non è mondiale, una è europea, perché il Golden Goal fatto malissimo. Peccato, sì, è vero. E l'altro anche se ero 10 anni, quindi, però il ricordo ce l'ho perché Baggio è accompagnato dalla voce di Bruno Pizzo, da quel gol di Baggio a Italia 90 fino al rigore sbagliato a Pasadena. Io credo che sia Baggio che sbaglia il rigore, resterà nella storia della fortunato, però è come immagine triste. Chi erano i due giocatori più rappresentativi di quella nazionale lì? Baggio e Baresi. Sbagliato tutti e due il rigore. Pazzesco. E pensa che quando si parla di Baggio ci si ricorda prima di tutto del rigore sbagliato con quella carriera che ha fatto. Quella carriera fantastica, clamorosa. Mister, la più grande delusione per lei invece? Ma insomma, quando veniva eliminata l'Italia sempre, non mi stava bene. Quella più bruciante, no? Voglio dire, tipo fra la partita del San Paolo contro l'Argentina, sì, ma Stati Uniti. Io quei colpi lì li so gestire, insomma, no? Quindi forse fa più male gli ultimi, non sono bellissimi. Gli ultimi colpi. Dai, queste due eliminazioni qua gridano vendetta. Cioè siamo passati da dire, diciamo Svezia, Macedonia, siamo usciti, abbiamo perso il gol, siamo usciti una finale, una semifinale a non ci qualifichiamo al mondiale, che poi non ci qualifichiamo. Con la Macedonia, scusa. Però siamo ridotti ad un mondiale dove ci finiscono per colpa delle percentuali territoriali, lo abbiamo detto, squadre. Ho capito io, però non è una giustificazione. No, non lo è. Fra le altre cose, visto come hanno giocato ieri sera, è meglio che non siamo andati. Ah, sì. Però quando arrivi, Bruno, lo sai che quando arriva lì al mondiale l'Italia l'hai visto anche tu, non meglio di noi, che cambia qualcosa. Non so, ma poi ieri credo basta vedere l'europeo. Io non l'ho visto giocare, sono partite inguardabili. Ma è duro a giocare adesso. Ma poi credo fosse l'Italia 3-4 forse, dai. Non mancavano tutti. 1-1 intanto, il Gareth Bale ha fatto il Galles ha pareggiato. Vorrei parlare anche di Udinese, poi ci ricolleghiamo con Rosario per collegarci, andiamo avanti col gioco, poi sentiamo Iaquinta sull'Udinese di oggi. Dai, vediamo chi va in finale. Cosa è scritto là? Vediamo chi va in finale, no, di là ci stiamo collegando con l'Argentina. Intanto, guarda lì nel mezzo che vediamo chi va in finale, dai, adesso dovete... Ma giochiamo anche io e te, Massimo? Facciamo al meglio dei 5 voti? Sì, dai. Sì, dai, entusiasmo. Non sono bravo. Dai, Argentina-Brasile. Argentina. Brasile. Argentina. Allora è già passata l'Argentina, il mio voto non conta. Argentina, perfetto. E Francia-Belgio. Belgio. Francia. Ecco. Cosa avresti detto? No, non penso che arrivino Argentina-Francia non sarà disputata. Tu non sei d'accordo a priori con la semifinale? Mi sarà più facile per la parte bassa della parte alta. C'è Benzema del tabellone. Non solo Benzema, gli mancano tanti. Sì. Vabbè, insomma, noi la teniamo però questa schermata, cioè poi... Ma tanto sarà colpa di Matricano se è sbagliato perché tutto nasce dall'ottavo di finale, quindi siamo a posto. Ciao, come Paola. sempre. Vi faccio sentire la seconda parte dell'intervista a Vincenzo Iaquinta, che poi, lo diciamo nel finale, si è anche rivolto ai tifosi dell'Udinese, perché insomma sappiamo che non è proprio, c'è stato un rapporto, lui stesso ci ha tenuto poi a lanciare questo messaggio, è stato un rapporto un po' burrascoso, ma intanto sull'Udinese di oggi. Sottile lo conosco bene perché ci abbiamo giocato insieme, ha un carattere molto, molto duro e si vede anche come allenatore, ha dato un'identità a questa Udinese. Credo che sta facendo un ottimo campionato, anche se è partita alla grande, ma si sapeva che prima o poi un po' frenava un po', però credo che sta facendo vedere delle grandissime cose. Ecco. Chi è un giocatore di oggi nel quale ti rivedi? Io dico un po' Osimhen per il gioco che ha con Spalletti, perché è uno che
che attacca molto la profondità, e anche io quando giocavo mi piaceva attaccare la profondità. Anche quando eravamo a Udine giocavamo come il Napoli di oggi, ecco. È cambiato tanto perché soprattutto anche con la VAR, perché adesso vedere un difensore che difende con le braccia dietro è molto dura. Vedere i difensori oggi che difendono avendo paura di colpire la palla con la mano diventa ancora più difficile per un difensore. E poi per quanto riguarda anche i calciatori, io penso che quando giocavo io c'erano dei giocatori straordinari. Per fare un gol era molto tosta. Io ne scelgo 3, quelli che ho fatto in Champions League. L'esordio in Champions, quelli non si scordano mai, come il gol che ho fatto al Mondiale, quei 3 lì mi sono rimasti, diciamo, nel mio cuore. Insomma, dice l'Udinese di allora, quella di Spalletti, giocava come il Napoli di oggi, ha fatto questo, insomma, Però parallelo. Osimhen non è come lui. No, non ci stai col paragone. No. Tu anche, dopo se lui è un campione del mondo. Sì, è un campione del mondo, sì. Ce l'ha tatuato qua anche. Anche Selvaggi. Anche Dossena. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo, salutiamo i nostri amici da Rosario perché ho anche un invito per loro, ma glielo faccio dopo, poi voglio sentire anche sull'Udinese di oggi e poi abbiamo anche un regalo per Davide Micalic. Attenzione. Sì, a tra poco. Ultima parte insieme, era tutto molto bello tra i mondiali del passato e i mondiali di oggi, parlando anche un po' di Udinese, parliamo un po' dell'Udinese di oggi anche. Parliamone quanto ne vuoi, Francesca, sono pronto. Ma tu ti sei messo in stand-by? Molto. O sei come Paolo Matrecano che, adesso lo svelerò in diretta, si è portato via un pezzettino di Subbuteo per non avere troppa nostalgia di Poltronissima? Sei fortunata. Tu invece hai la fortuna che il lunedì siamo sempre Continuiamo, ma è andata molto bene. Non devi portare via niente. In Argentina come state vedendo l'Udinese quest'anno? E l'invito che volevo farvi è dal 4 gennaio in poi, compatibilmente con orari, fuso orario, giornate. Oggi tra l'altro per voi era, ve lo dice Bruno Pizzu, che giornata è oggi? Non so, era festa nazionale per voi? Ma è il Dia della Bandera? Dia della Bandera? No, quello è il 20 giugno che è il giorno del mio compleanno. Oggi si commemora una battaglia navale che è stata importante sì, è per vero, la sovranità. Col Cile, no? Ok. Sul fiume Paraná, che diciamo è il fiume che costeggia la nostra città. Senti che dicevo appunto, l'invito che vi faccio è quello a seguire con noi una partita, quindi per il prossimo anno ci metteremo d'accordo, ci state? Vedete una partita con noi, la seguirete? Certo, con piacere, per noi è un grande piacere. Il biglietto Francesca Spangaro e poi vi ospita anche a cena, cucina molto bene ed è veramente brava. Quindi no, scusa, accettate. Se vengono qua mi fanno almeno le empanadas, scusami, cioè io gli faccio il frico. Ma veniamo volentieri, portiamo tutto quello che serve. Ecco, guarda che loro sono persone serie, ti credono, No. Contrariamente a noi, vuoi dire? Adesso dipende da Francesca. Dai, com'è l'Udinese di quest'anno? Vi piace? Come avete visto, insomma, che questo periodo finale, che è stato rispetto all'esploit iniziale un po' più in calo, come guardate il prossimo anno? Certo, anche come succede con l'Argentina siamo un po' illusi perché dopo tanti anni che, diciamo, di stagioni più negative diciamo che positive, finalmente si cominciava bene, però prima di cominciare il programma stavamo qui parlando che dopo la partita col Monza c'è stato un calo, diciamo, non siamo riusciti a rimontare il risultato e poi da lì in poi abbiamo avuto meno fortuna o c'è stato un calo, però speriamo che dopo la pausa si possa riprendere. Penso che ci siano un po' le condizioni diverse rispetto ad altre stagioni. Bruno, come vedi l'Udinese alla ripartenza, alla ripresa? Questa sosta ci voleva? Io sono moderatamente fiducioso, anche in considerazione del fatto che questo calo di rendimento nelle ultime partite è stato così ingigantito dal fatto che prima eravamo andati un po' fuori dal seminato, no? Con delle vittorie
straordinarie, 6 di fila, ma non dobbiamo dimenticare che alcune di quelle vittorie sono arrivate per il rotto della cuffia e via dicendo. E quindi inevitabilmente c'è questo contraccolpo di carattere psicologico che ci fa ritenere che la squadra abbia diminuito in modo radicale il suo rendimento. In realtà la partita veramente sbagliata è stata quella col Torino. Per il resto, sai, perché le altre squadre ormai costituiscono dei rivali difficili per tutti, vai a giocare con lo Spezia, vai a giocare con quelle squadre lì, Lecce, non è facile. Per cui anche è chiaro che se avessimo fatto 3 vittorie e 3 pareggi e poi altre 3 vittorie e altri 3 pareggi, l'impressione sarebbe diversa, avreste lo stesso numero di insomma, punti, ma una sensazione maggiore. È vero. Esatto. Prima di salutare i nostri amici, così vediamo come va a finire, state con noi per la finale adesso, così decidiamo chi vincerà questo mondiale, lo decidiamo noi, ma c'è un messaggio che arriva per appunto il nostro amico tifoso che ha ricordato di essere stato allo stadio Friuli con Beppe Zurco, capo ultra poeta, venuto a mancare troppo presto, quindi la ringraziano per aver fatto questo bel ricordo. E da Genova Mario mi scrive: vi consiglio di farvi fare dei tifosi argentini l'asado. Mario, hai ragione, ma insomma ci vedremo, in qualche maniera faremo. Dai, la finale, poi li salutiamo, quindi pronti via. La finale sarà Argentina-Francia, così non vi dovete sorbire tutte le partite se ritenete che il livello sia scarso. Chi vince? Secondo te l'Argentina, no? Abbiamo fatto tutto sto tabellone per dire che vince l'Argentina. Quindi almeno... Dai, tu dici Argentina. Ma speriamo per Messi, potrebbe essere insomma l'epilogo giusto di una fantasmagorica carriera, perché al di là di una Coppa America il nazionale ha sempre fatto fatica a differenza di Maradona, e quindi credo che sarebbe bello per la storia del calcio che vincesse Messi. Bruno. Ma per far contenti i nostri amici di Rosario dico Argentina, va là! Mister? Francia. Ecco. Guarda che serio diventa. Ormai la maggioranza è stata raggiunta, quindi io non so se siete scaramantici, questo tabellone dice che l'Argentina vincerà il mondiale, ma insomma dai, noi facciamo tutti gli scongiuri. Ma per loro Messi è intoccabile? Questo Messi? Non si può fare a meno di Messi? Domando ai tifosi. Che ti posso dire? Cioè, forse sì, però dato che lui c'è, di Rosario, noi siamo un po' Messi, rattristati dal fatto che Giovanni Lo Celso, ad esempio, non ci sarà, che è un calciatore anche della nostra città, che è stato infortunato, è stato importante nelle partite previe, diciamo, ai mondiali. Sì. C'è Di Maria di Rosario. Anche pure. Di Maria di Rosario. È vero. Ragazzi, grazie davvero. Mandi, vi diciamo, alle Udin. Grazie a voi. Hasta la vista. Grazie mille, un bacione. Ci sentiamo allora, così ci rivediamo il prossimo anno per vedere una partita insieme. Siete stati simpaticissimi. Ciao, un bacione. Ciao. Messaggio di Acquinta, finale? Sentiamo, sono curioso. Tutti i tifosi dell'Udinese, anche se ho avuto, diciamo, un rapporto così e così, però ce l'ho sempre nel cuore e non li dimenticherò mai. Poi io sono uno che sono molto istintivo, no? Anche quando sono venuto a Udine con la Juventus, che ho fatto quel gesto lì, non volevo mancare di rispetto a nessuno, ma mi sono sentito di far così perché mi sono sentito insultare mia madre, quindi sono partito un po' di testa, però mi sono pentito subito del gesto che ho fatto. Io sono sempre stato un ragazzo tranquillo, e mi dispiace di quello che è successo quando sono venuto a Udine con la Juventus. E saluto la famiglia Pozzo, il presidente Pozzo. Questo dunque è Vincenzo Iaquinta, che abbiamo intervistato legandoci al mondiale, appunto campione del mondo 2006. Lo ringraziamo per la disponibilità per averci concesso questa intervista.
Io voglio farti vedere qualche immagine adesso, vai. Vediamo qualche immagine e poi ho un pensierino per te che ti passerò. Cos'è? Questo è marchiato Telefriuli e arriva direttamente, insomma, fatto davvero con tutto il cuore da Alfonso Di Leva, il nostro amministratore delegato, e quindi regalino, mentre vediamo le immagini, compresa la tripla di un certo... Ma compie gli anni? No. È un regalo che dovrà aprire in diretta. Ah, devo aprirlo? Sì, assolutamente. Si può salire vicino oppure... Mamma mia. Sì, non sono robe Alfonso mi lascia sempre senza parole. La forma potrebbe essere quella di un piccolo salvadanaio. Tieni qua. Ma perché dici che deve spendere? Cos'è questa? Beh, c'è anche Telefriuli sopra, che bello. Vediamo. Marchio Telefriuli, e così intanto ci dirigiamo. Apri bene perché può essere ingannevole. No, apri bene dentro. Perché Alfonso ha fatto un lavoretto non da poco. Questo sono, tiri qua. Sì, ti aiuto, figurati, abbiamo un bellissimo rapporto. Salviette pulisce occhiali. No. Ha ragione. Aiutami, maestro. Croce per il cuore. No? E qui Guarda che ha detto che ieri sera era attaccato lì a vedere la partita. Ma io prima o poi c'è il memorial, No, che a un certo punto la moglie ha detto ma era lì così, cioè ha detto ma vuoi venire a dormire? No, attaccato più di te, Alfonso. Poi sei con me, no? Posso vedere? Prego, professore. Ma poi provate a immaginare, cioè... Sì, stiamo parlando di un 56-53, la prima vittoria fuori casa contro Forlì, proprio nel momento in cui arrivavi anche dopo una settimana complicata con qualche acciacco, eccetera, acciacco, la rinuncia al nostro capitano, che per noi insomma era qualcosa di più di un giocatore, una scelta ovviamente molto razionale, ma finalizzata sempre al bene di tutti, e vai lì e dici, boh dai, Biodin. Poi vai sotto 25-12 bomboni a Chiesa, invece non si molle mai. Giusto? 25-12, poi sono tornato da... Non hai avuto fiducia? No, dai, è bellissimo. Cioè, è chiaro che poi dopo però, io ho visto, c'era gente che veramente... Uno dei miei che era con me che è sparito, era in un angolo da solo. Perché si soffre raccontaci troppo. quello che ci hai detto prima della nottata, poi rientro, com'è stato? Rientro a casa. Dai, che era bella. Vabbè, dai. A parte che mi fa piacere per il ragazzo perché si allena tanto. Quindi si dà da fare, si è fatto trovare pronto, ma il merito è solo dei suoi allenatori, sempre. Quindi poi tornato a casa, ha trovato i cartelli attaccati sulla porta. All'alba i fratelli avevano preparato la sorpresa. Che meraviglia, bello. Harry on fire, una roba del genere. Sì? Sì. Grande Enrico, Va bene, dai, però insomma bello, viva lo sport. Viva lo sport e grazie per le gocce. A buon rendere al dottore. Arriva Clark. Sì, arriva. Ecco, ti do un'anteprima, brava. Mi ha appena scritto mentre entriamo qua. Dov'è? Che finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo beccato la più difficile ambasciata d'America. Il visto era pronto da qualche giorno, ma gliel'hanno fisicamente consegnato, quindi parte domattina e mercoledì. Per Ferrara, per la gara in casa. Sì, mercoledì alle 11 è a Venezia. Benissimo, allora grazie Davide Micalic per la posologia, ti consiglio di sentire Alfonso perché non so quanto assumere eccetera, su quello non mi sbilancio. Grazie mille a Davide Micalic, grazie a Bruno Pizzul per questa serata insieme, grazie a mister Massimo Giacomini. Buonasera. Grazie al nostro Fabio Di Bernardo in regia con Chiara Miscoria, grazie anche a lei. Era tutto molto bello, l'unica cosa che resta bella è sempre Francesca Spagna. Buonasera a tutti. Altro che le gocce. Cioè il mister che ti fa anche l'applauso, siete dei mena arrosti. 1, 2, 3, 4, basta. Ciao. Viva.